Veneto numeri e stipendi tra i più bassi della penisola per infermieri e operatori sociosanitari e l'attacco della CGIL che denuncia i soldi per gli incentivi prelevati dal fondo assunzioni. Il percorso per l'autonomia non è proprietà di Zaia, l'attacco del PD regionale che chiede al governatore di informare il Consiglio regionale chiesto un accesso agli atti, intanto Federica sbotta contro la politica romana, gravissima la mancanza dei LEP in questi anni. Della lite per la coda alle giostre alla rissa, 13enne ferito nel Veronese durante una festa patronale, i carabinieri denunciano 3 coetanei della vittima. Nel pomeriggio a Mestrino i funerali del 18enne morto nello schianto in moto mentre andava a scuola, folla commossa per l'addio fuori dalla chiesa, scooter e moto degli amici. Maltempo, il Sile esonda in alcune aree di Casale Casiere, la quarta volta in pochi mesi, residenti, trascimazioni mai così frequenti, i sindaci chiedono un tavolo istituzionale urgente. Durante i controlli al terminal di Fusine, militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto una turista con 14 lingotti d'oro nel borsello. A Palazzo Zabarella a Padova aperta la mostra dedicata a Matisse, Picasso, Modigliani e Miro, l'arte di inizio Novecento riscoperta attraverso i disegni di questi grandi maestri. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. L'apertura è sulla sanità, maglia nera per il Veneto, sanità sempre più precaria, lo denuncia la funzione pubblica della CGIL, numeri e stipendi tra i più bassi d'Italia. Sentiamo. Noi stimiamo sui 4-5.000 operatori, insomma, sostanzialmente questi sono i numeri. La sanità del Veneto non si ferma ma sta facendo sempre più fatica a fronte di una mancanza di almeno 4.000 operatori sanitari in corsia. A farne le spese sono i pazienti e gli stessi operatori. Il fenomeno è quello delle dimissioni di massa. Significa che noi abbiamo 2.000 infermieri meno dell'Emilia Romagna che ai nostri stessi abitanti, significa che le politiche di investimento sul personale di questa regione non ci sono mai state. Diversi primati del Veneto, la regione denuncia la funzione pubblica della CGIL con le retribuzioni più basse d'Italia. Ormai determinano un livello di stanchezza e di criticità davvero insopportabile. Anche qui a Treviso, dai blocchi operatori al pronto soccorso, alla medicina, alle geriatrie, il leitmotiv è questo. Loro così non riescono più a lavorare. Nella Marca di infermieri ne mancano 150, oltre il danno poi c'è la beffa se è vero che i 51 milioni destinati dalla quinta commissione al comparto tra medici, sanitari e OS come incentivo fanno parte del fondo che la stessa commissione aveva destinato alle nuove assunzioni. Sotto accusa anche l'organizzazione dei blocchi operatori e la gestione degli ordini. La carenza di farmaci io l'ho provata sulla mia pelle, a maggio ho subito un intervento d'urgenza e mentre mi operavano in realtà non capivano dove fosse il betadine, che è banale ma non è così banale. Un viaggio in Veneto iniziato ieri a Padova, proseguito questa mattina a Montebelluna e poi a Treviso. E proprio la tappa trevigiana dell'iniziativa della CGIL dal titolo Sanitari, curiamoci di noi, ha ricevuto una diffida da parte dell'azienda sanitaria. Ci intimavano di evitare l'interruzione di pubblico servizio. Siamo rimasti particolarmente sbigottiti e prendiamo atto che queste sono le relazioni sindacali che l'ULSS vuole tenere con noi e quindi ci adegueremo. Deludente il rinnovo dei contratti che ha accordato un aumento del 5,78% a fronte di un'inflazione arrivata fino al 16%. Che la legge di bilancio possa fare la differenza oggi sono in pochi a crederlo. Dalle prime cifre che circolano sembrerebbe proprio di no ed è una delle ragioni per cui noi il 19 ottobre assieme a Will saremo in piazza a Roma. Ritorno di fiamma sul fronte dei LEP, stiamo parlando dell'autonomia differenziata, riaccendere la miccia delle polemiche ha pensato in giornata il governatore del Friuli Venezia Giulia, nonché esponente di spicco della Lega Massimiliano Fedriga, che ha chiesto con forza il rispetto di una legge votata dal Parlamento e da tutta la maggioranza. È gravissimo, ha detto, che in questi anni non siano stati fatti i LEP, un tema, quello dell'assenza dei LEP, sollevato più volte anche da Roberto Calderoli, autore della legge ministro per gli affari regionali e per le autonomie. Dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, presieduto da Sabino Cassese, fanno sapere che la definizione dei LEP arriverà a dicembre. E c'è stata una richiesta di accesso agli atti e una dura accusa nei confronti del presidente del Veneto Luca Zaia da parte dei democratici in Veneto sulla gestione del processo per la trattativa per ottenere l'autonomia differenziata. Sentiamo.
Un atto di prepotenza istituzionale irricevibile. Definisce così la capogruppo del Partito Democratico Veneto Vanessa Camani l'esclusione del Consiglio regionale dalla discussione del percorso verso l'autonomia differenziata. Un iter di cui la Giunta e il presidente Luca Zaia si sarebbero arrogati la titolarità, tuona la capogruppo Dem, che così ha esortato lo stesso Zaia a presentarsi in Consiglio. Le competenze che Zaia sta andando a trattare con il governo di Roma sono competenze la cui titolarità spetta di diritto al Consiglio regionale. Zaia, andando a Roma, sta parlando attraverso un eccesso, se non un abuso di potere. Deve tornare in Consiglio regionale e riferire e avere dal nuovo Consiglio regionale il mandato a trattare con il governo. Non siamo disposti a fare le marionette e pretendiamo di esercitare il nostro ruolo di Assemblea legislativa regionale. Poi il paragone con la Serenissima Repubblica, ironizza la capogruppo, neppure il Doge era un monarca, doveva anche lui fare i conti con il Gran Consiglio. Camani ha fatto richiesta di accesso agli atti ricevendo, denuncia, soltanto la proposta di visionare le tavole sinottiche. Intanto sul trasferimento delle competenze è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani in una nota inviata al ministro Calderoli. Parla di necessità di visione strategica Tajani, sottolineando l'importanza di non creare attraverso l'autonomia condizioni per cui le regioni siano in concorrenza tra di loro. Sia protezione civile, ad esempio, no all'export. Alcune competenze non possono essere date. Zaia, di ritorno da Roma, ha ribadito di essere determinato a proseguire sulla sua strada. Io ho fatto e sto facendo il mio dovere a tutela dei veneti, sono 2.273.000 che hanno votato per il referendum, ma anche a beneficio di tutto il Paese. Dimostreremo nelle prossime ore, non nei prossimi mesi, che la bontà del progetto di fatto definisce questo progetto come un grande progetto di decentramento amministrativo. Siamo alla cronaca, tredicenne ferito con un taglierino, è accaduto a Luna Park di Buttapietra, siamo in provincia di Verona, a scatenare la lite tra i giovanissimi, la coda per salire su una giostra. La coda per salire su una giostra, la pretesa di passare avanti, la lite e poi la violenta aggressione. È accaduto intorno alle 22 del 24 settembre alla sagra paesana di Buttapietra. Ferito con un taglierino, un tredicenne del luogo colpito con un fendente all'avambraccio sinistro. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bussolengo con una prognosi di 5 giorni. Una serata di festa e di allegria che si è trasformata in un incubo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri. In poco tempo i militari dell'Arma hanno identificato i ragazzini coinvolti nella rissa. Si tratta di 3 minori che sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. Sono giovanissimi, coetanei della vittima, tutti di origine straniera, tra i 14 e i 15 anni. Un'aggressione scoppiata davvero per futili motivi durante la festa patronale di Buttapietra, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Dalle parole sono passati subito ai fatti e nelle mani di uno dei minori è spuntato un taglierino. A seguito della denuncia querela sporta dalla vittima sono stati identificati i 3 ragazzi stranieri, tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Venezia. Centinaia di persone a Mestrino nel Padovano per i funerali di Alessandro De Marchi, il 18enne morto mentre andava a scuola. Gli amici hanno schierato sul sagrato i loro scooter per salutarlo. La pioggia si mescola alle lacrime che rigano il volto di tanti ragazzi, compagni di classe, compagni di squadra con la divisa del Veggiano Calcio, gli amici di infanzia di Alessandro De Marchi. La bara ricoperta di fiori bianchi del 18enne, morto 10 giorni fa in un incidente stradale andando a scuola, è accompagnata dai genitori, papà Domenico e mamma Marta, dal fratello maggiore Matteo. La chiesa di San Bartolomeo di Mestrino non riesce a contenere la grande folla, centinaia e centinaia di persone che si sono strette attorno alla famiglia del giovane studente del Marconi. In tanti sono rimasti all'esterno ma hanno voluto comunque partecipare all'ultimo saluto. Schierati sul sagrato scooter e moto degli amici di Alessandro. La moto, sua grande passione, che però l'ha strappato all'affetto della sua famiglia e alle tante esperienze che ancora nella sua giovane vita doveva fare. Una vita in cui ha seminato molto e questo seme ora porterà un frutto, ha ricordato però Don Sergio Turato, il parroco di Mestrino, che si è rivolto proprio ai ragazzi ricordando un pensiero di Papa Giovanni Paolo II. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro nel segno di Alessandro, volitivo e appassionato. Siamo al maltempo, nella Marca trevigiana il Sile è esondato in più punti, in particolare a Casare, nella zona del Porticciolo. Le immagini. Una volta veniva 2 volte l'anno.
in aprile, in novembre, diciamo, quando ho il cambio delle stagioni. Adesso l'abbiamo avuta in gennaio e adesso nel giro, cioè piove, abbiamo questa situazione, ma non se ne può più, veramente, ma veramente, perché non è possibile. Ogni anno sempre di più, peggiora sempre di più. Ancora un'esondazione, ancora acqua a lambire e poi avvolgere le case per la quarta volta in pochi mesi. È un Sile da record, quello che è tracimato in diversi punti dopo oltre 2 giorni di piogge continue. La fotografia più emblematica arriva dal porticciolo di Casale sul Sile, dove la signora Franca Pavan, residente da una vita a ridosso del fiume, medita di cambiare aria. Noi abbiamo intenzione di andare via e di andare con i miei figli, perché la situazione, cioè io mi sto invecchiando, insomma, io vado ancora a lavorare, non posso andare in pensione per ora, però quando andrò in pensione penso di pensare di prendere una casa più piccola e su, alto, primo piano. In casa la famiglia Pavan ha tenuto per anni la contabilità delle esondazioni, non solo. Questa è del 2013, a maggio però, adesso siamo a ottobre e non ce l'aspettavamo, di solito è marzo, novembre. Insomma, cambia il clima e cambia anche il Sile. Di certo crescono le preoccupazioni. Onestamente ogni volta che piove ci sale l'ansia sia a tutti i sindaci, insomma, di quest'area. E ci è stato detto che però, vista la natura del fiume, che è un fiume di sorgiva, fare delle casse di espansione qui non risolverebbe il problema. Un idrometro più vicino e non solo quello di Santa Cristina aiuterebbe noi a sapere prima un po' le cose, quindi per questo batto su questo discorso dell'idrometro a Casier. Voi chiedete l'attivazione di un tavolo Sile, possiamo chiamarlo così? Sì, sarebbe ideale, in modo che insomma, anche stando uniti riusciamo anche a trovare delle soluzioni in sinergia con gli altri comuni. Noi siamo ovviamente a disposizione con gli altri comuni per sederci attorno a un tavolo e per capire cosa possiamo fare, cosa possiamo condividere per garantire serenità alle nostre comunità. Non sono soltanto i sindaci però a porre e porsi interrogativi. C'è anche il contributo che si paga del consorzio di bonifica, con il quale secondo me fanno poco per evitare queste situazioni di allagamenti. Sullo sfondo un altro porticciolo, quello di Casier. Anche qui il Sile è uscito dagli argini, ma quella che sembra un'immagine suggestiva in realtà è un segnale di profondo cambiamento. Controlli al terminal Fusine, militari della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane scoprono un uomo, un turista, con 14 lingotti d'oro. Quasi 1 chilogrammo di oro nel borsello e tanta faccia tosta, credendo di passare diritto senza essere ispezionato. Durante i controlli ai passeggeri al terminal di Fusina, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto che un cittadino nord europeo, appena sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia, portava con sé 14 lingotti d'oro. Nonostante la presenza di cartelli informativi, il turista non ha dichiarato i valori e la valuta trasportati. Alla domanda siamo consigliere, lui non ha risposto e abbiamo provveduto a fargli un controllo e abbiamo rinvenuto all'interno sia valuta 11.500 euro e lingotti d'oro per un valore di circa 50.000 euro. I 14 lingotti d'oro per un peso complessivo di 825,4 grammi e un valore di circa 50.000 euro sono stati trovati all'interno di un borsello che l'uomo portava con sé. La legge riguardo al trasporto del prezioso metallo impone l'obbligo di dichiararne il trasporto quando il suo valore è pari o superiore a 12.500 euro. Pertanto i lingotti sono stati sequestrati. Durante la perquisizione del mezzo nel bagagliaio all'interno di un barattolo di pittura sono stati trovati 11.500 euro in contanti che a suo dire aveva nascosto per paura di essere derubato. Per la valuta gli abbiamo fatto un sequestro, quindi su 11.500 euro gli hai fatto un sequestro di 400 euro e quelli sono stati versati direttamente a fondo di giustizia, quindi è per la sanzione che gli viene applicata. Mentre per quanto riguarda l'oro, l'abbiamo sequestrato tutto quanto. Se è un oro che è suo di proprietà perché l'ha acquisito direttamente dalla vendita di qualche immobile o dagli acquisti che ha fatto nel suo paese nativo, gli verrà solo sanzionato, altrimenti verrà sequestrato del tutto e passa al fondo di giustizia. Questa operazione antifrode, mirata anche a prevenire il riciclaggio di denaro, è il risultato della stretta collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.
Un'attività abusiva è stata scoperta dai carabinieri di Montagnana all'interno di un capannone, maximulta da 40.000 euro per 2 nordafricani. Da qualche tempo in paese circolavano voci di una presunta attività di riparazione di auto gestita da un gruppo di nordafricani. Dopo qualche settimana di appostamenti, i carabinieri hanno scoperto a Montagnana, all'interno di un capannone intestato ad una inconsapevole donna, un'officina abusiva. Dentro lo stabile erano stipati materiali e attrezzi da lavoro per effettuare riparazioni meccaniche. I carabinieri hanno sorpreso un cittadino nordafricano intento a sistemare 3 autoveicoli intestati all'azienda, acquistati da privati nelle settimane precedenti e quasi pronti per essere rivenduti. Per lui e per un complice è scattata una maximulta di 40.000 euro. L'attività abusiva è stata sospesa. A Padova, Palazzo Zabarella apre ai battenti la mostra dedicata a Matisse, Picasso, Modigliani e Miró, l'arte di inizio Novecento riscoperta attraverso i disegni. Ho imparato a dipingere come Raffaello, adesso devo imparare a disegnare come un bambino. Pablo Picasso alla fine della sua carriera aveva compreso quanto il disegno fosse la forma d'arte più potente, istintiva e intima per un artista. Ed è attraverso il disegno che la mostra che si è aperta a Palazzo Zabarella a Padova vuole far scoprire uno dei periodi più innovativi dell'arte contemporanea. Con la mostra Matisse, Picasso, Modigliani e Miró, un viaggio tra le avanguardie nate tra inizio Novecento e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalle sperimentazioni del cubismo alle provocazioni del dadaismo, passando per l'astrazione e il mondo onirico del surrealismo. Grande protagonista di questa mostra è Matisse, raccontato attraverso i suoi schizzi e i disegni preparatori della celebre danza capolavoro, simbolo del movimento Fauve. Attraverso una testimonianza così particolare come il disegno, che ci fa entrare nella mente, nel percorso creativo degli artisti, noi possiamo capire meglio qual è stata l'evoluzione dell'arte moderna. 47 artisti e più di 130 opere che arrivano dal grande museo francese di Grenoble. A mostra finita torneranno in Francia definitivamente, ma torneranno in quel caveau che dicevo prima, perché hanno bisogno di un periodo di riposo dopo una lunga mostra come questa, per cui va vista perché realmente la perdi, ecco. Questo è il messaggio che mi sento di poter dare. Si comincia con i disegni neoimpressionisti di Signac, si passa alla linea sinuosa e ai colori di Matisse. Al centro del percorso le forme cubiste affiancate al ritorno alla figurazione con il capolavoro ritratto di Olga di Picasso e alla scomposizione dello spazio con Delaunay, Léger e Gris. Verso la fine del viaggio la libertà espressiva di Jean Arp, Miró e Jean Cocteau, i ritratti di Modigliani. Ne sono esposti circa 150 di 47 artisti diversi, da Miró a Picasso a Léger. È una grande mostra, il disegno in genere viene sottovalutato, ma venite a vedere cosa sono i disegni di questi grandi artisti. La mostra resterà aperta fino al 12 gennaio. Ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre in chiusura ci sono le previsioni del tempo e poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci.